troviamo a Conegliano, tappa ideale per la partenza del nostro itinerario turistico nel Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Conegliano è la sede istituzionale storica della strada che conduce fino a Valdobbiadene lungo un saliscendi di colli e di ameni scorci paesaggistici. Conegliano ha dato i natali anche al famoso pittore Giambattista Cima, è una cittadina molto antica, medievale, conserva ancora parte delle sue mura e anche questo antico castello che sopra il colle domina proprio tutta la città. Anche via 20 settembre Contrada Grande è un sacello di palazzi, di piccoli borghi, di valenze artistiche notevoli quali il Duomo e anche la Sala dei Battuti. Quindi un percorso ideale che parte proprio con l'arte e la storia di Conegliano che poi ci conduce piano piano nelle colline del Prosecco per degustare il famoso Prosecco Superiore di OCG. Conegliano è il punto di partenza per la scoperta delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. È un posto nel quale la qualità della vita si percepisce e chi viene a trovarci la vuole vivere con noi quella vita, nel senso che si adegua a dei ritmi che sono i ritmi delle colline e all'accoglienza, al vivere la piazza, vivere la via, vivere il portico, il bar nel quale si trovano i locali. E quindi si scoprono le eccellenze del territorio con i ritmi e i tempi di chi vive questo territorio. È il modo migliore per scoprirlo avventurandosi senza mete precise ma perdendosi lungo il territorio, gli scorci, i borghi, i castelli, le ville. Ecco, questo è il nostro modo di presentarlo e di viverlo con i nostri ospiti. Sicuramente è cresciuto l'orgoglio di appartenere ad un territorio che era straordinario, lo è tuttora, ma viene comunicato anche per quello che è e per le sue particolarità e questo ha risvegliato un orgoglio che porta ognuno nel suo piccolo, nella sua attività, a presentare anche ciò che sta fuori dalla propria attività, che è il vero valore aggiunto di ciò che abbiamo, ciò che ci circonda, il paesaggio e anche tutto ciò che noi del territorio facciamo perché questo paesaggio sia così bello e così accogliente, per cui è anche questa è una sfida ma è stata raccolta con grande entusiasmo da parte di tutti. Non è così semplice passare dalle parole ai fatti, ma ci sono stati degli acceleratori in questo processo. Il riconoscimento UNESCO è sicuramente l'ultimo, l'entusiasmo attorno al prodotto Prosecco è stato uno dei primi, ma cosa ha mosso è stata sicuramente la voglia di condividere, di trasmettere anche ai nostri ospiti il modo che abbiamo di vivere e di lavorare in questo contesto nel quale tutti si danno una mano, nel quale c'è correttamente una competitività, un'individualità, ma c'è anche la convinzione che insieme si fa di più e si fa meglio, per cui grande spirito di comunità che trasmettiamo anche nella proposta turistica. Il castello è uno dei posti più amati dai coneglianesi e anche dai turisti e molti lo scelgono per venire a prendersi un prosecco o anche una cena in tranquillità col panorama e la pace di questo luogo.
Eccoci arrivati all'antica pieve di San Pietro di Feletto, nel Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Una bellissima pieve che ancora oggi è meta da parte di visitatori e di turisti che si recano in lungo la strada del Prosecco proprio per ammirarla e per visitare i suoi affreschi. Siamo in una delle tappe più belle, importanti e significative delle Vie dei Santi. È un percorso tra fede e territorio che la Diocesi di Vittorio Veneto ha avviato ormai di diversi anni, aprendo chiese, monumenti religiosi, templi, chiese collinari, realtà che sono distribuite su tutto il territorio e che sono una testimonianza altissima di fede e di pietà popolare. Da questo punto di vista lo stiamo facendo come Istituto Diocesano Beato Toniolo e le Vie dei Santi, che sta formando operatori culturali, formando esperti d'arte, aprendo le chiese in tante occasioni di manifestazioni civili e religiose, dando un significato anche culturale a questo approccio di fede e di bene rispetto appunto a questo territorio. È importante anche sottolineare un fatto che tutto questo avviene grazie a una intensa collaborazione con tutte le realtà e le istituzioni di questo grande territorio del Prosecco di OCG Superiore tra Valdobbiadene e Conegliano. La pieve di San Pietro di Feletto è un monumento nazionale per la sua antichità, perché è una delle chiese appartenenti all'Alto Medioevo che è arrivata ai giorni nostri nella sua struttura originaria o quasi. È una pieve, quindi una chiesa popolare costruita in queste zone lontane dalle città, coperte da grandi foreste, in epoca longobarda, dal VI al IX secolo d.C. Nel 1000 è stata costruita questa chiesa in cui oggi ci troviamo, probabilmente ricostruita al posto di una più piccola. A partire dagli inizi del 200 alla fine del 400 la chiesa viene decorata e affrescata a scopo catechetico e didattico. Molti sono gli affreschi di questa pieve, i più importanti sono senz'altro i cicli del Credo che si trova sulla parete di destra e la cappella dedicata a San Sebastiano, costruita alla fine del XV secolo per ringraziare il santo per la fine di un'epidemia di peste, che era il flagello dei secoli antichi. Questi affreschi sono stati tutti restaurati tra il 2000 e il 2003 e ora la pieve di San Pietro è conosciutissima, molto visitata, in quanto uno dei monumenti storici, delle testimonianze medievali più importanti della provincia di Treviso e della diocesi di Vittorio Veneto. All'esterno della pieve, sulla facciata ovest, troviamo degli affreschi dipinti proprio perché dovevano stare all'esterno, dovevano essere visibili sempre, anche in caso di chiesa chiusa. Sulla destra una rarissima iconografia, quella del Cristo della Domenica o Cristo delle Feste, iconografia che poi viene vietata dalla Chiesa con la Controriforma e che rappresenta i lavori interdetti la domenica, cioè il ricordati di santificare le feste. Ma soprattutto questa immagine aveva lo scopo di indicare alle persone che non dovevano lavorare la domenica perché tendevano a riposare il giorno di sabato. Altri affreschi sono sopra il portale delle immagini sacre di santi protettori, soprattutto santi protettori di pellegrini, mentre all'estrema sinistra due affreschi, la Madonna del Latte e un Sant'Antonio Abate che era il protettore degli animali domestici. Oggi sono qua per raccontarvi di un luogo speciale, un luogo che potete incontrare durante il vostro viaggio fra Conegliano e Valdobbiadene. Per fare una bella pausa in riva al lago potete venire a trovarci. Noi siamo aperti le domeniche e i festivi e siamo pronti a farvi fare un viaggio nel tempo. Qui a Liveletti, infatti, in questo parco archeologico didattico, potete trovare le ricostruzioni di tre palafitte. Visitarle vi permetterà di fare un viaggio fra il Neolitico, l'età del rame e l'età del bronzo, quindi fra 6.000 e 3.500 anni fa.
Il parco è stato costruito qui nel 2007 nel comune di Revine Lago perché qui vicino sono stati trovati dei reperti archeologici. Sulla sponda del lago opposta a dove ci troviamo ora, nella piccola striscia di terra che separa il lago di Lago dal lago di Santa Maria, fra gli anni 80 e gli anni 90 sono stati fatti degli scavi archeologici che hanno portato alla luce tutta una serie di reperti, quindi resti di case e di oggetti costruiti migliaia di anni fa, che hanno permesso di datare il sito archeologico e capire che qui c'era un villaggio palafitticolo abitato appunto durante questo arco di tempo alla fine della preistoria. A Livelet possiamo portarvi a scoprire questi periodi perché le palafitte sono state ricostruite, si può entrare, ci si può guardare intorno e provare proprio a 360 gradi quale poteva essere il quotidiano di questi villaggi così antichi. All'interno delle palafitte potete trovare anche le ricostruzioni di oggetti fatti in pietra scheggiata, in pietra levigata, in ceramica, strumenti da caccia, strumenti per la pesca, strumenti proprio utilizzati nel quotidiano in preistoria. Prosecco Hills è una rete di imprese che mette insieme alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, servizi ai turisti come il noleggio di biciclette, il noleggio di vespe e ancora cantine e ancora caseifici, insomma tutti coloro che nel territorio presentano un'offerta per il turista che sia tipica. Ecco, con queste caratteristiche queste aziende si sono messe insieme e hanno presentato delle proposte che più che proposte sono esperienze. Siamo a Follina, all'interno dell'abbazia cistercense Santa Maria, precisamente nel chiostro del 1268. Tutto il complesso è del XIII-XIV secolo, ma il chiostro è la parte di maggiore interesse della struttura, in particolar modo per le sue colonne che richiamano gli alberi che sono disposti tutti attorno all'abbazia nella valle che la contiene. L'interno della chiesa abbaziale è romanico-gotico ed ha come particolarità che si possono vedere tutti i giorni innanzitutto la straordinaria statua millenaria della Madonna di Follina di origini antichissime e misteriose. Oltre alla Madonna di Follina possiamo trovare un crocifisso ligneo barocco e accanto a questo uno straordinario affresco di Francesco da Milano del 1527 che raffigura la Madonna in trono con due santi e il piccolo committente inginocchiato in basso a destra. Dalla primavera 2018 è possibile essere ospitati nella foresteria Santa Maria qui, nell'abbazia di Follina. È un luogo dell'anima, un luogo assolutamente unico. Abbiamo ricavato dalle antiche celle dei frati 9 stanze con una ventina di posti letto a disposizione con tutti i servizi, c'è un soggiorno, c'è una cucina, c'è la formula bed and breakfast e quindi gli ospiti, i pellegrini in questa dimensione proprio anche spirituale, particolare, anche di spazio culturale, di ristoro, sono dentro una dimensione di turismo religioso di eccellenza e di qualità. Benvenuti a Rolle, una cartolina mandata dagli dei come la definiva il poeta Zanzotto. È un paesino che nonostante sia piccolino ha più di 1100 anni di storia, quindi è qualcosa nel mondo Rolle ha dato. È molto conosciuto e inizialmente è stato fondato dai monaci di Santa Maria Assunta di Treviso e da lì è partita tutta la storia anche della nostra agricoltura che continua tuttora. Noi siamo al centro della zona storica di OCG del Prosecco Superiore di Valdobbiadene Conegliano. Siamo proprio al centro, quindi prendiamo il meglio da una parte del valdobbiadenese e dal coneglianese. Le nostre uve sono molto richieste dalle cantine che fanno a gara per accaparrarsele ed entrano nei vini più premiati nelle guide. Oggi come animale da cortile noi abbiamo scelto di preparare la faraona con la salsa peverada, che è un piatto super tradizionale della zona. La faraona viene cotta al forno in modo normalissimo, come si fa in tutte le famiglie. La ricetta della salsa peverada viene tramandata ancora dal mio nonno, che lui la preparava in questa maniera.
con fegatini e durelli della stessa faraona, pepe e un po' di limone, succo di limone, un po' di aceto e basta. Il risultato come gusto è un gusto agrodolce, non è piccante. Poi oggi abbiamo preparato anche una crema di casatella. La casatella è un formaggio fresco della zona, tipico, un formaggio DOP. Una volta si trovava in tutte le famiglie lo producevano in casa. Adesso viene lavorato in diverse maniere, noi lo facciamo come un antipasto. La casatella viene sciolta nel latte, semplicemente si aggiunge dello zenzero fresco e come preparazione dei fiori essiccati che si possono mangiare e un po' di pane tostato. Siamo a Santo Stefano di Valdobbiadene, siamo più precisamente sul Colle del Cartizze, la parte che vediamo davanti a noi appunto è tutta l'area del Cartizze e del Prosecco di Valdobbiadene e qui alcuni anni fa, in modo così molto genuino, molto spontaneo, mi è nata l'idea di mettere alcune bottiglie di vino nella libera presa delle persone che passavano per caso in questo luogo, con l'idea che si sentissero ospiti, si sentissero così in famiglia, e ho cominciato a mettere alcune bottiglie di vino, poi dopo un po' ho aggiunto anche qualche biscotto, qualche pezzo di pane, qualche salame e successivamente un giorno, vedendo questa situazione, c'era un po' di vino, c'era un po' di pane e salame, ho immaginato che poteva essere un'osteria, era quello che solitamente si trovano nelle osterie qui della Pedemontana, e da lì mi è nata l'idea di chiamarla Osteria Senza Oste. L'idea per me era che potesse essere così limitata a poche persone che arrivavano in questa zona. In verità sicuramente il bellissimo luogo dove si trova e questa idea originale che ognuno prende quello che vuole, poi lascia un'offerta, ha naturalmente colpito e sorpreso le persone che ne hanno così parlato talmente tanto che oggi è molto conosciuta, e la cosa mi fa molto piacere perché mi sento un po' ambasciatore di questo territorio. Il Prosecco è un fenomeno oggi, ma ha lunghissima storia e tradizione, riconosciuta perché nel luglio del 2019 è stata riconosciuta come patrimonio dell'umanità UNESCO. Cosa è stato riconosciuto? Le nostre splendide colline. Le colline che hanno intanto un paesaggio meraviglioso, ma soprattutto sono frutto di tantissime ore di lavoro di tante generazioni di contadini che qui da sempre coltivano la vigna. Tutto è nato nel 1952 con 129 soci e già da allora avevamo 29 donne, quindi una quota rosa abbastanza consistente. Oggi sono passati quasi 70 anni, quindi ovviamente le generazioni si sono succedute e oggi abbiamo anche moltissimi giovani. Giovani donne, giovani uomini che hanno raccolto il testimone dal nonno, dal papà e che oggi seguono i vigneti. Qui a settembre si ripete il miracolo di ogni anno. Arrivano i nostri soci conferitori con le uve vengono pesate, ovviamente in ingresso, ognuno di loro ha, noi sappiamo esattamente da dove arriva, da che vigneto, da quale delle denominazioni, da quale riva, se viene dal Cartizze, eccetera. Le uve vengono poi dirottate nell'epigio di raspatrici, che è il primo step, ovviamente rispettando e le denominazioni, quindi Cartizze, DOCG, DOC, Asolo DOCG, eccetera, ma anche la qualità. Questo è un Prosecco superiore di Valdobbiadene DOCG, millesimato extra dry. Vuol dire che è di una sola vendemmia, millesimato, è extra dry, che ha un residuo zuccherino intorno ai 14-15 grammi litro. Questa è una cosa tecnica, diciamo che ha una piacevolezza, una freschezza e anche una leggera amabilità ed è perfetto per gli aperitivi. Questo è
il classico Prosecco di OCG. Proseguiamo con il secondo vino. Qui siamo in presenza di un Rive di San Pietro di Barbozza. Mentre prima l'extra dry lo usavamo come aperitivo, o era consigliabile come aperitivo, in questo caso Brut si sposa invece molto bene con tutto il cibo. Penso a un bel risotto proprio con Prosecco e un parmigiano reggiano 30 mesi, o magari con vogliamo una pasta magari con i gamberi rossi. Il Cartizze è una piccola zona di solo 108 ettari circa all'interno della più ampia zona del Valdobbiadene di OCG. È un suolo che ci dà dei profumi che altre zone non ci danno, ci dà una mineralità, una sapidità, dei profumi anche diversi, quindi si può sentire le spezie, si può sentire la frutta tropicale, la frutta fresca, i fiori, quindi è molto più ampio in termini aromatici e in bocca dà questa grande piacevolezza e freschezza, ma anche questa mineralità e sapidità che fa sì che questo vino, che il Cartizze, sia veramente il cru, il top di tutta la zona. Se vogliamo fare il vino buono e al tempo stesso mantenere quanto di bello siamo riusciti a creare, per forza di cose noi dobbiamo intraprendere la strada della sostenibilità, perché questo è anche il nostro futuro, il futuro delle generazioni giovani di cui parlavamo prima. Quindi un brindisi, vi aspettiamo qui a Valdobbiadene dal Prosecco. Salute a tutti. Ci troviamo al termine del nostro percorso turistico lungo la strada del Prosecco, del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, nella Sinistra Piave, in provincia di Treviso, ai piedi delle Prealpi Bellunesi, in quel territorio che nel 2019 è stato riconosciuto come patrimonio UNESCO. Io invito tutti quanti a venire a visitare questo territorio, a percorrerlo in bicicletta, in Vespa o a cavallo, o anche facendo dei wine tour nelle cantine che vi attendono a porte aperte.